Parla Claudia Minutillo, adesso anche ai giornali, da tempo ai magistrati. Parla ora la Dogessa, come è stata soprannominata per l'altissimo livello di relazioni e il potere che gestiva in riva alla laguna come segretaria di Giancarlo Galan, incontrastato governatore del Veneto per 15 anni. Il sistema, dice, le mazzette, le buste coi soldi, ci sembravano una cosa normale. Dazioni, danero e sovraffatturazioni anche grazie a una società di San Marino nel periodo in cui era diventata amministratrice di Adria Infrastrutture in collaborazione con Pier Giorgio Baita, con cui nel febbraio 2013 viene arrestata. Ma sapevamo già da tempo di essere indagati, dice. Da allora la Dark Lady è diventata figura chiave di un'inchiesta che ha sconvolto politica e business anche oltre i confini del Veneto. Eravamo onnipotenti, racconta, solo quando ci hanno arrestati abbiamo capito la gravità delle nostre azioni, ma siamo immersi in un sistema di corruttela troppo strutturato, troppo consolidato nella pubblica amministrazione e nella magistratura, nella Corte dei Conti e nei TAR fino anche al Consiglio di Stato. Ovunque funziona così, se vuoi lavori pubblici devi fare queste cose. Prepara la difesa invece Giancarlo Galan. Minutillo sostiene che Galan ricevesse una specie di stipendio, qualcosa come 1 milione all'anno, di alcune dazioni. Sarebbe stata testimone oculare. Galan incassava, accusa, da Baita, ma anche da Marchi, Gemmo, Stefanel. Un meccanismo di tangenti di portata mostruosa, oliato finemente per un ventennio, con le connivenze di molti, troppi. Adesso in tanti dicono basta, su tutti, la voce di condanna di Papa Francesco. Sono traditori i corrotti, ma di più. La prima cosa è la definizione del corrotto, uno che ruba, uno che uccide. La seconda cosa aspetta ai corrotti? Questa è la maledizione di Dio, perché hanno sfruttato gli innocenti, coloro che non possono difendersi, e lo hanno fatto con guanti bianchi, da lontano, senza sporcarsi le mani.